ora in onda Potere al Popolo. Sempre un po' in anticipo, Francesco, c'è questa cosa che c'è il brivido di andare in onda. Dai, parti prima, meglio prima che dopo. Giusto, anche perché, signori, sto per presentarvi due ospitoni che ci racconteranno di un evento in arrivo proprio questa domenica in quella di Cinisello Beach, alle porte di Milano. Un evento con tanta bella gente. Ma non vi dico niente per il momento, no, perché il buongiorno Sammy Varin lo riporta nella seconda parte della nostra controinformazione con un artista indipendente, signori. È in arrivo Cursed, così si fa chiamare, con la canzone Hola, ma questa ve la presenta direttamente lui. Senti un po'. Ciao, sono Cursed, un saluto a tutti gli ostacoli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi sono qui per proporvi il mio nuovo brano, in uscita venerdì 20 dicembre. Lo trovate in tutti gli streaming digitali, basta che digitate la parola Ola, che appunto è il titolo del brano. E Ola per me, diciamo che è un brano molto, molto sentito, molto importante, in quanto racconta di diversi traumi, diverse situazioni che mi sono trovato a dover passare purtroppo, o per fortuna comunque. E secondo me era importante sottolineare diverse tematiche quali la solitudine, l'isolamento, l'odio e soprattutto il senso di rivalsa, che secondo me è l'unica cosa che può salvarti in quelle situazioni oltre all'ambizione. Ma tralasciando tutto questo, nel brano troverete molto altro, è un brano veramente complesso che io reputo molto importante e quindi niente, ve ne volevo parlare, un salutone, quindi bella. Questa esperienza, signori, le esperienze difficili possono trasformarsi in uno strumento di riflessione e condivisione. E noi, quando qualcuno
cerca il riscatto, facciamo il tifo per lui. In questo caso Cursed con la canzone Ola ci porta a 4 minuti dopo le ore 11. Il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, Potere al Popolo, seconda parte della nostra controinformazione, certo un po' più leggera, anche perché vi portiamo in studio bella gente che organizza begli eventi. Subito, guarda, inquadriamo, Francesco, l'evento più bello di questa domenica 26 gennaio. Dove cavolo pensate di andare questa domenica sera? Ve lo diciamo noi, per incontrare bella gente, vecchi amici, perché poi in questi eventi tu ci vai per i fatti tuoi, poi ti giri, oh, anche tu qua, ma dai, chissà come mai ci si ritrova in questi eventi, perché c'è bella gente. Signori, con noi il patron di tanti eventi positivi dove si balla e non si sballa, abbiamo con noi Lele Di Nero. Ciao a tutti, ciao Sammy, grazie della ospitalità. Sempre. Oh, prima mi ha detto una battuta, ma non era una sua battuta, era una battuta di John Travolta. Cioè, questo parla anche come John Travolta. Sarà che lui è il famoso John Travolta italiano che in tanti eventi si è fatto notare proprio per il sì, ballo, no, sballo. Stavolta non è da solo, perché il buon esempio lo diamo anche con una bella ragazza che è comunque a sua volta un buon esempio, e adesso ci spiegherà per te perché abbiamo con noi Sharon Cimino. Ciao, buongiorno Sammy, buongiorno. Prima di tutto l'accento. Allora, tu preferisci essere chiamata Sharon o Sharon? No, Sharon. 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 In realtà si chiama Giuseppina, però no, c'è proprio Sharon. Certo, Sharon. Attenzione, chi ha memoria lunga potrebbe ricordare qualche cosa. Tra poco scopriamo chi è questa Sharon Cimino, che cosa ha fatto un po' di anni fa. Ragazzi miei, ma prima il mic, il microfono certamente a Lele Di Nero per illustrarci cosa succede questa domenica 26 gennaio a 2 passi da Milano, a Cinisello Balsamo, via Panfilo Castaldi numero 8, allo Zoo Club. CQ, se siete a caccia di belle emozioni, di positività, perché la vita è, nonostante la valle di lacrime che Sammy Varin vi porta ogni giorno con i quotidiani del mattino, è ancora bella. Beh, signori, c'è la possibilità di divertirsi, di guardare al futuro con una bella serata in compagnia di Miss. Ma qua mi fermo. Lele Di Nero, che succede questa domenica? Allora, Sammy, succede che lancio la prima edizione del mio nuovo format di cui sono produttore e patronne, Beauty Fever, concorso internazionale di Miss. Quindi è un progetto al quale sto lavorando da 4 mesi. Ho creato uno staff di 80 persone tra make-up e hair stylist, stilisti, fotografi, giornalisti e una giuria di eccezione che adesso andrei anche a ricordare perché ne farai parte anche tu, tra l'altro, e soprattutto ci saranno 40 bellissime miss in gara provenienti da varie regioni italiane, qualcuna anche appunto dall'estero. Per cui domenica 26 gennaio allo Zoo Club ci sarà una vera e propria febbre di bellezza e ho scelto appunto, poi intervisterai la Sharon Cimino come copresentatrice insieme a me di questa manifestazione. Ecco, io ricorderei subito la giuria perché ho voluto creare questo format, questo concorso per dare delle opportunità concrete alle miss in gara di conquistare, diciamo, delle opportunità nel campo dello spettacolo. Ci saranno anche delle prove di talento, infatti, sulla recitazione, sul canto, sul ballo insieme con me. Quindi ho creato una giuria che avrà, e intanto partirei dalla giuria, come presidente di giuria Carlo Fariciotti, che è il direttore del settimanale Nazionale Visto, che saluto e ci darà appunto anche una bella visibilità. Justin D'Angelo, che è la direttrice editoriale della rivista Beyond the Magazine.it e Beyond the Magazine in generale. Ci sarà Sammy Varin a rappresentare Radio Libertà, Marco Ciapparelli di One TV,
che verrà anche con la sua televisione, canale 79 digitale terrestre, a realizzare delle riprese, la Laura Maroldi dell'agenzia di moda internazionale, lei viene dal Lazio, però un'agenzia che è internazionale di modelle, la Eleonora Zanti, che è una producer per spot televisivi per Mediaset, Gianfranco De Rosa, produttore cinematografico, e poi avremo dei produttori discografici proprio importanti, da Efrem, che lavora per la Superstar, Roberto Turatti, DJ e produttore anche lui discografico, e avremo Alessandro Porcella, che è editore discografico, e loro assegneranno una fascia alla Miss che canterà meglio, una fascia che darà l'accesso alla semifinale gratuita di un'importante manifestazione che si chiama videofestivallive.it. Infatti nell'occasione ho invitato in giuria anche il patron di questa, diciamo, edizione di questa manifestazione, Gianni appunto Lardera. E poi avremo anche la stilista Maria Santovito con il marito Suleiman Keita, che forniranno degli abiti eleganti etnici per l'uscita in elegante appunto delle misse. Perché ho voluto fare una giuria così mista di professionisti del settore? Perché ognuno assegnerà una fascia premio di riferimento, che darà un'opportunità per un ingaggio retribuito in un film, piuttosto che un passaggio in televisione, un passaggio su Radio Libertà, l'accesso appunto alle agenzie di alta moda, a spot pubblicitari, e poi avremo anche in giuria Agostino Marotta, anche lui è il direttore della Gazzetta appunto di Milano, che farà poi un servizio sulla Miss vincitrice. Non da ultimo, il primo premio di questo concorso che metto in palio io è un premio del valore di 1.000 euro. Quindi anche la Miss che vincerà prima classificata avrà questo bel premio. La Miss poi, che ha una base di danza, ballerà meglio anche un po' il discorso del mio stile, della Dance Fever, sarà ingaggiata nel mio corpo di ballo per la prossima edizione teatrale del 13 aprile, The Dance Fever Show, al Teatro Ideal di Varedo, che annuncio una chicca, sarà poi presentata dalla Sharon Cimino. Non da ultimo ci sarà un flash mob durante la serata con le mie ballerine che tu conosci, Nicole Bear, Lorenza Limongi e Rebecca Martinelli, che intratterremo il pubblico in un inframmezzo anche danzante, oltre che la Dance Fever con le Miss e anche col pubblico. Quindi ballo e bellezza, binomio tra bellezza, ballo, canto. Quindi passerei la palla un po' alla Sharon Cimino, poi prima di proseguire. Certo. Allora, capite un attimo come un imprenditore che non ha agganci con i grandi, grossi, grassi poteri, fammela tradurre così, un imprenditore pulito che non ha agganci con i giri, quelli importanti, dietro i quali ci sono personaggi a volte non molto simpatici, si fa il mazzo come non mai per mesi e mesi, per trovare una squadra, per riuscire a fare arte, perché questa in fondo è anche arte, e per riuscire a lanciare dei messaggi positivi come il sì ballo, no sballo. Sto parlando proprio del John Travolta italiano, Lele Di Nero, che ha inventato questa squadra bellissima, che poi nomineremo, perché lui fa come nelle vecchie radio anni 70-80 che avevano gli sponsor per far qualunque cosa. Una radio non poteva vivere, adesso ci sono i grandissimi imprenditori, addirittura degli imperi di informazione, di destra, di sinistra, poi si sa chi va di qua, chi va di là. Ai tempi delle radio private non c'erano queste cose e si cercavano gli sponsor, apprezzando, valutando le piccole realtà locali, il territorio, quello che noi amiamo e difendiamo a più non posso. Beh, Lele Di Nero fa ancora questo e porta il territorio sul palco, inventando una squadra bellissima che poi ci nominerai. Per fare questo certamente fa tantissima fatica, perché è un casino della miseria, e nello stesso tempo però ha dei risultati, perché lo Zoo Club questa domenica 26 gennaio alle 20:30 sarà pieno zeppo. Allora, prima di tutto diamo la possibilità a chi ci sta seguendo di chiedere se c'è ancora posto. Zoo Club, via Panfilo Castaldi 8 Milano, il drink di benvenuto alle 20:30, l'inizio dello show alle 21:30. Costa tutto
€20 consumazione compresa, ragazzi miei, quindi penso che ci si possa stare assolutamente. I biglietti si possono comprare la sera stessa, meglio contattarti? No, assolutamente, c'è la cassa aperta, tutto in regola, quindi si acquistano direttamente alla cassa all'ingresso del locale. Importantissimo, sì, perché so che qualcuno di voi ci sta facendo un buon pensiero, io ce l'ho già fatto, casualmente mi hanno messo in giuria, ma è stato un caso, ci sarei venuto lo stesso, perché poi ci si conosce, hai nominato degli impresari anche musicali, storici, che non possono non esserci per salutarli, ma sul palco con Lele Di Nero questa domenica ci sarà proprio la Sharon Cimino, che è una vecchia conoscenza delle passerelle e adesso sul palco ci va anche per presentare già da un po' di tempo. Sharon, ci devi raccontare un pezzettino della tua storia, Sì. perché ne hai di cose da dire. Buongiorno innanzitutto, Sammy, Buongiorno. grazie di avermi invitato. Ma che è qua con un te. onore, poi di qua in qualche modo ci sei già passata, diciamo Sì, così. ci sono già passata perché io a 14 anni ho iniziato a sfilare, ho iniziato appunto a fare i vari concorsi così per gioco, da Miss Mondo, Miss Italia, Miss Padania, proprio Miss Padania. Miss Padania, Sì. avete sentito? Cioè Miss questa Padania. è arrivata terza, Miss Padania. Terza Miss Padania. Guarda, subito buzzano tutte le orecchie, c'è Vince che dice Miss Padania, Sì. porco cane. E l'abbiamo seguita e come? L'abbiamo Sì. presentata, abbiamo ospitato, le abbiamo intervistate, eccetera. E che anni erano? Gli anni? Ho 20 anni fa. 20 anni Sì, fa, ragazzi. 20 anni fa. No, vabbè, un po' di meno, 16 anni fa, dai. 16 anni fa. Storico Sì. concorso di Miss Padania dove presenziava chiaramente il grande capo Umberto Bossi, ma dove poi sono venuti a salutare in tantissimi. Hai conosciuto anche Matteo Salvini, mi hai Sì, detto. Emilio Fede, Matteo Salvini, Raspelli, tante persone, sì. Per quello mi è servito appunto per lavorare nel campo della moda. Poi ho studiato recitazione, ho fatto 3 film e ultima tappa la presentatrice. E io e Lele ci siamo proprio conosciuti in un programma televisivo che io presento e nulla, adesso sono veramente onorata di presentare il suo bellissimo concorso e sì. E dici niente. Allora, Telenova, qualcuno dirà, no? L'ho già vista da qualche Telenova, parte. Sì, la vedete su Telenova. Spesso Ancora una volentieri. canzone, sì. Ancora una canzone dove Sì. guarda caso ci sono artisti indipendenti e mi Sì. piacciono queste Sì, cose. sì. Se sei famoso non ti prendo, potrebbe essere il titolo di un'altra trasmissione, perché quelli famosi effettivamente anche qui non li vogliamo. Noi amiamo il territorio, amiamo le persone umili ma brave, in gamba, e che non cercano appunto appoggi magneschi, diciamo così, magneschi, e come appunto il Lele Di Nero che ho qua di fianco, non l'ho detto, ma chi ci sta guardando in TV è meglio guardarci in TV, canale 252 o sui social. Potete dare anche una sbirciata a chi presenterà allo Zoo Club questa domenica, Cinisello Balsamore 20:30, la prima edizione del Beauty Fever, concorso internazionale di Miss ideato e prodotto dalla Di Nero Reality Company, con Sammy Varin in giuria. Ci sarò anch'io. Perché? Qualcuno me lo chiede, ma cosa c'entra tu che fai radio? Perché, signori, il bello della radio è che oggi non è più soltanto radio, è infatti anche televisione. Ma per fare radio devi saper fare radio, devi saper parlare, devi saper trasmettere emozioni che vadano al di là del tuo aspetto fisico. Cioè, la Sharon Cimino adesso inquadrata è bellissima, ma nello stesso tempo è anche spigliata, e come dicevi hai fatto un corso di dizione, di recitazione, importantissimo per chi vuole fare la presentatrice. Il mio mestiere quella sera, questa domenica sera, sarà anche di vagliare se tra quelle che sfileranno c'è qualcuno che si può distinguere anche per fare una bella figura non solamente fisica in radio, e quindi chi possa valere al di là del, posso immaginare, bellissimo aspetto fisico. Quindi qualcosa mi dice che questa domenica a Cinisello Balsamo allo Zoo Club ci divertiremo.
Ma torniamo alla squadra, naturalmente, certo. Lele Di Nero, raccontaci ancora la fatica da una parte, ma il buon risultato, perché hai formato una squadra bellissima, hai già fatto qualche nome. Inutile dirvi che chi verrà questa domenica allo Zoo Club vedrà tantissime belle ragazze, ma non soltanto, anche tante realtà imprenditoriali, mondo dello spettacolo e non soltanto, per fare conoscenze per chi in questo mondo ci vuole stare, ci vuole vivere, ci vuole sguazzare, o semplicemente per chi vuole capire come funziona la buona imprenditorialità non collegata a quegli imperi, quei colossi che troppo spesso ci governano dall'alto. Lele Di Nero. Esatto, infatti è una cosa che ho prodotto tutto io con la mia società che ho creato, della Di Nero Realty Company SRLS. Sì, poi quella Miss che vincerà la fascia di Radio Libertà te la porterò qua come premio. Quello è il premio che darai l'intervista appunto in radio insieme anche alla vincitrice. Ecco, sì, giustamente parlavamo prima di sponsor. È importante che voglio citare gli sponsor che mi stanno aiutando alla realizzazione dell'evento, quindi Virgilio Montorio, che saluto, della Maico, che produce impianti di ventilazione, Maria Tappi, che produce una linea di alta bigiotteria con la quale le Miss usciranno durante l'uscita in costume da bagno, che ci saranno 3 uscite costume da bagno. Poi abbiamo la Izzi Choice, la Izzi, che creerà per l'uscita casual una linea proprio su misura per tutte le 40 Miss, con le quali le Miss faranno quel balletto di gruppo della Dance Fever per trasmettere l'importante messaggio sociale del si ballo non sballo, per tornare a divertirsi senza stordirsi, come succedeva negli anni 70-80. Quindi vogliamo anche trasmettere questo messaggio di positività che porta avanti da tanti anni. Poi abbiamo Bruno Sessa della Magnetofilde, che produce impianti per la magnetoterapia o comunque apparecchi per la salute, e Maria Santovito e Suleiman Keita, che lanceranno la loro brand Shems Design di abiti eleganti etnici, quindi una parte delle Miss usciranno in elegante con questa linea. Parlando dello staff, poi ho uno staff anche molto grosso di una trentina tra eye stylist e make-up stylist, quindi ho voluto dare ai giovani della Fondazione Mazzini, diretta da Elena Cocchi di Cinisello Balsamo, che è una formazione al lavoro per i giovani in vari settori, tra cui anche settore trucco e parrucco. Quindi loro interverranno con ben 11 truccatrici e 11 parrucchieri, quindi giovani. Diamo l'opportunità anche ai giovani di truccare e parruccare le nostre bellissime misse. E poi avremo sempre per il make-up Violca Bregu col suo staff, e la Barbara Marano col suo staff, e la Claudia e la Luisa Auge Spada di Brescia. Quindi sarà uno staff anche molto ricco da quel punto di vista. E soprattutto poi voglio anche ricordare che oltre al discorso, diciamo, della sfilata, sarà poi ci sarà una bellissima torta al momento finale della premiazione che entrerà in scena, torta di Beauty Fever, un po' per tutti il pubblico che potranno degustare. Partirà anche la musica, perché sarà possibile continuare a far feste, a ballare con la bellissima musica del DJ, mio caro amico DJ vocalist Mario Rap, che sarà in console e che saluto, e lui coinvolgerà molto appunto anche il pubblico anche nelle musiche, se vogliamo, più moderne, per dare un'evoluzione dagli anni 70 appunto a salire. Quindi questo è un po', diciamo, tutto il programma. Vi aspettiamo quindi numerosi alle 20:30 alla discoteca Zoo Club, bellissima location che tiene 1200 persone. Diciamo l'accesso è per 800 persone comunque, perché già ci sono tante richieste, quindi siete tutti benvenuti. Vi aspettiamo numerosi per vivere una vera febbre di bellezza a 40 con le 40 Miss e con la splendida Sharon Cimino che ho voluto scegliere. Decisamente non vediamo l'ora, e fateci anche voi un pensierino, perché appunto la cosa è semplice: Interland di Milano, Cinisello Balsamo, questa domenica 26 gennaio, ore 20:30, un bel drink da bere tutti in compagnia, e poi inizia lo spettacolo con queste stupende Miss, ma anche con la musica anni 70-80, ma anche con la musica più recente. Gli ultimi minuti
proprio con la nostra, io ti chiamo ancora Miss perché sei stata una delle Miss Padanie e quindi non si può non ricordarti così, Sharon Cimino, da cercare naturalmente, siamo internetari e TikTok finché non ce lo tagliano esiste ancora, quindi questi personaggi, Lele Di Nero, Sharon Cimino, cercateli ad esempio su Instagram. Sharon, cosa si prova a passare dalle passerelle al palco a presentare, perché tu stai già provando questa emozione sì. in questo tempo su Telenova, ma la stai per provare anche sull'importante palco del Zoo Club e poi ancora più avanti presentando la febbre del sabato sera più bella, quella che ogni anno il nostro John Travolta italiano porta su un palco milanese. Sharon. È bello, è forse ancora più bello stare da questa parte, devo dire, sì. Però un consiglio che do alle ragazze, a chi si vuole iscrivere è di, prendere tutto come ho fatto io, quindi, tutto per gioco, mai con il pensiero di arrivare e vincere, perché tanto ci sarà sempre quella più bella, quella più brava, quella più brutta, quella sempre così. Però, andare essere sempre umili che con quello si va e si arriva veramente dove si vuole. E nell'umiltà la Sharon Cimino ha portato avanti finora la sua vita perché, come si dice sempre, come dico sempre a molti artisti indipendenti che mi vengono a trovare, sì, ti piace la musica, ti piace cantare, fare spettacolo, eccetera, ma un lavoro di base ci vuole. Sì. E allora, Sharon, ricordiamo che tu fai un lavoro bellissimo, ma anche duro. Di cosa ti occupi? Io faccio i mercati e quindi col mio furgone mi alzo tutte le mattine alle 4 e vado in giro per i mercati, per le piazze. Anzi, adesso saluto perché ci stanno guardando, Sì, Sì, gli dove sei? Dove sei di ambulanti. solito? Saluto mio papà che è in super diretta dal mercato di Mandello del Lario. Signori, un Sì. saluto al papà di Sharon che si Sì. chiama Pepe. Pepe e Sì, soprattutto sì. con lui tutti coloro che fanno i mercati, anche noi qui a Radio Libertà abbiamo dei rappresentanti di queste Anche mio categorie. anche mio marito che mi sta guardando dalla ditta. Che si chiama? Sì, Francesco. E tutta la mia famiglia, la mia mamma, tutti guardiamo e salutiamo tutti. E niente, Ci sì. sta. Capite quindi il bello di portare avanti un'esperienza bellissima come quella di fare moda, sfilate, presentare, parallelamente a quello che è il lavoro, tra virgolette, "ufficiale", che ci vuole sempre. Poi sai, non è detto che in futuro la passione possa prevaricare e quindi ci si sposti nell'altro settore, ma è importante avere un lavoro, tra virgolette, "serio", me lo dice sempre anche mio padre. Esatto, e poi volevo anche per completare, giusto per citare tutto lo staff, avrò 10 bravissimi fotografi che immortaleranno appunto le miss, quindi Rossana della New Celebrity, Leo Dallaio, Bruno Malanchini, Roberto Meneghin, Tiziano Lippolis, Corrado Lauretta, Ettore Tagliabue, e poi avremo anche il fotografo Pablo Munin che scrive per un giornale internazionale, il giornale ABC Mundial News, per cui realizzerà anche questo servizio. E come videomaker che faranno le riprese avremo Matteo Maraglino e Divan Turri, e avremo anche le telecamere di Video Fashion TV. L'inviata Delia Russello verrà a realizzare anche dei servizi televisivi, quindi non solo One TV, canale 79 del digitale terrestre, ma anche Video Fashion TV. Quindi questo è tutto lo staff. Cioè, capito come rifarsi gli occhi? È chiaro che se ci ascoltate da Reggio Calabria, cercando Lele Di Nero su Instagram o Sharon Cimino o anche lo stesso Sammy Varin Radio Libertà, avrete un resoconto, video, audio, fotografie delle bellissime miss che passeranno, e chiaramente poi quella che scelgo io ve la ritroverete qui a Radio Libertà. Ragazzi, non posso che ringraziarvi, Lele Di Nero, un grande piacere averti qua nuovamente, poi ci ritroveremo per presentare il tuo sballo del sabato sera. C'hai già la data del prossimo sballo? Sì, poi ne verremo a parlare più avanti, domenica 13 aprile al Teatro di Aldevaredo. Cominciate a farci un pensierino, ma soprattutto Sharon Cimino, veramente complimenti per questa tua nuova vita che stai portando avanti e ripeto,
porta la tradizione di Miss Padania, perché ha fatto parte di questo concorso qualche annetto fa e la porti avanti benissimo, devo dire, nonostante i tuoi, quanti anni hai? 65, mi pare. 34. 34 anni, signori, più bella che mai. Vi siete persi la diretta in video e dopo ci ricercate su YouTube, Facebook, saltiamo fuori. Grazie Sharon. Grazie Sammy, grazie a te. Buon lavoro, buon Grazie. lavoro. A più tardi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ciao, sono Gabri The Sound. Per chi mi conosce già, un saluto, un abbraccio grandissimo. Per i nuovi ascoltatori vi consiglio di venire sul mio canale YouTube Gabri The Sound. C'è nuova roba con nuove tecniche di produzione. Vi lascio il mio brano, che sia house, techno, tribal, reggae. Spero vi immergiate nel viaggio. Un saluto da Gabri The Sound. E vai, Gabri The Sound si era appena svegliato, ma giustamente, è questo mix tutta la notte, è questo si inventa, questo ritmo, quell'altro il ritmo tribal, mica tribal, a casa sua sono tutti cannibali che girano, bravo, Gabri The Sound con Pirates, la sua ultima produzione, e qui naturalmente salutiamo gli artisti indipendenti che bussano ogni giorno alla porta di Radio Libertà, li abbiamo appena ospitati, quelli che vi fanno ballare, le miss che giustamente per i nostri occhi ci vogliono, ma ci sono anche scrittori, registi, tutto ciò che si muove in un sottobosco profumatissimo ma assolutamente sconosciuto sulle grosse e grasse emittenti. Perché? Perché è un sottobosco che purtroppo non può pagare e quindi se non paghi le radio e le televisioni importanti non ti invitano mica, se non fai un business milionario no. Già, ma per fare il business milionario devi pur partire e devi avere un lancio iniziale, e noi pensiamo che le radio di nicchia come la nostra Radio Libertà, e non solo la nostra sarebbe bello, che potessero portare avanti anche un discorso di chi non ha denari per pagare migliaia e migliaia di euro un'esposizione di 5 minuti. Diamo loro una possibilità, apriamo una piccola parentesi per gli artisti indipendenti, per gli imprenditori che si fanno il mazzo per trovare gli sponsor per un evento, e poi certamente se non gli fai pubblicità l'evento rimane vuoto. Facciamo squadra anche attraverso Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, lo so, tanti WhatsApp arrivati questa mattina al 340 6709 659, ve li leggo, non vado mica via. Qualcuno dice adesso se ne va, non mi legge i messaggi. No, sono qua fino a mezzogiorno, non mi muovo. Prima chiaramente qualche evento targato Lega sul territorio, grazie naturalmente a chi me lo invia, facilissimo poi, quando si muove qualche cosa targato Lega sul vostro territorio, inviate la locandina al 340 6709 659, come questo evento, il pranzo di inizio anno del provinciale della Martesana. E ciao da Sammy Varin, li saluto caramente perché spesso e volentieri li incrocio anche qui in Bellerio. Pranzo di inizio anno proprio questa domenica 26 gennaio. Vai! Alle 13 si pranza con la Lega Martesana, poi alle 20:30 a Cinisello Balsamo allo Zoo Club si guarda le miss. Al ristorante Peppino di Via Toscana 10 a Carugate, questa domenica 26 gennaio alle ore 13 per sole, ci deve essere un errore qua, dice 20 euro. È impossibile, c'è un errore assolutamente, meglio che contattiate chi l'ha organizzato, Nunzio, al 348 4105 798, perché con 20 euro questi ti danno da mangiare questa domenica 26 gennaio con la Lega Provinciale Martesana al ristorante Peppino di Carugate, antipasto, aperitivo e stuzzichini, salumi della nostra cascina, tartar di fassona, cipolline in agrodolce, melone bianco con mentuccia, insalata di cavolo viola. Questo è solo l'antipasto. Il primo, risotto allo champagne, tagliatelle fresche a ragù e funghi. Porco d'un cane. Secondo, maialino al forno, tagliata di manzetta alla Robespierre, verdura al vapore e patate fritte. Dolce, torta e spumante Champion, caffè e bevande incluse. Tutto questo a 20 euro.
Signori, io non ci credo. Fate un colpo di telefono a Nunzio, che è l'organizzatore, 348 4105 798 per il pranzo di questa domenica 26 gennaio, ore 13, con la Lega Provinciale Martesana al ristorante Peppino di Viale Toscana 10 a Carugate. 20 euro per questo pranzo. Cioè, io rimango assolutamente a bocca aperta per mangiare. Visto che parliamo di questo weekend, appuntamenti da non scordare targati Lega, e questo è importante, ragazzi. Difendiamo chi difende gli italiani. Non siamo certamente il comune di Milano, noi, che ce l'ha con i carabinieri, che dà la colpa alla polizia perché fa troppi inseguimenti, dovrebbe prendere più numeri di targa, capisci? Sempre al loro fianco per la nostra sicurezza. Difendiamo chi difende gli italiani. Questo sabato 25, questa domenica 26 gennaio, raccolta di firme a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Firma anche tu ai gazebo, ma anche sul sito legaonline.it. Ogni giorno le forze dell'ordine rischiano la loro vita per la nostra sicurezza. Difenderle è dovere di tutti. Ecco perché la Lega ha inserito nel DDL sicurezza proposte già presentate e approvate alla Camera a tutela degli agenti in divisa. Sì, le proposte che hanno fatto stracciare le vesti al PD, che altre idee per la testa probabilmente. Sia la bodycam in servizio per trasparenza, verità, tutela da false accuse, sia un'adeguata tutela legale di forze dell'ordine, militari, forze in generale che riguardano il nostro ordine, anche gli stessi vigili del fuoco, nei procedimenti causati dall'atto dovuto, con una somma fino a 10.000 euro per ogni fase processuale. Sì, a pene più severe per i reati di violenza, minaccia, lesioni a un pubblico ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa. Sì, a pene più severe per impedire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati. E avanti tutta per estendere l'utilizzo del taser, la pistola elettrica, a tutte le forze dell'ordine sul territorio nazionale. Parte questa raccolta di firme e questa raccolta di informazione importantissima, perché se leggete Repubblica e il Corriere c'è un'altra informazione, ce ne accorgiamo tutti i giorni nella mia rassegna stampa dalle 7.30 alle 9.30, firmando ai gazebo ma anche sul sito legaonline.it ciò che la Lega vi vuole raccontare, per fare un'informazione diversa, per dire no, io le forze dell'ordine le difendo. A proposito di controinformazione, avete sentito che c'è stato un aumento di quelli che non si fermano all'ALT della polizia, dei carabinieri e fuggono. Non è normale. Tutto ciò è un campanello d'allarme bruttissimo. Chiedete scusa ai carabinieri, da Sala a Gabrielli, da Formigli alla Colot, quelli che avevano attaccato i militari tacciano dopo che la procura li ha smentiti. Ricordiamolo, la procura di Milano ha detto che l'inseguimento, quello famoso al corvetto, era tutto regolare. È stato ucciso chiaramente dai poliziotti. Penso si debba parlare di omicidio, ha detto Marta Collot di Potere al Popolo, che è anche il titolo della mia trasmissione. I carabinieri hanno sbagliato, hanno fatto un inseguimento notturno di 20 minuti, ha dichiarato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che tutt'oggi sta zitto su questo evento. Ha parlato del terzo mandato, assolutamente siamo d'accordo anche noi con lui, facciamo squadra con Giuseppe Sala, ma sul resto non si parla. WhatsApp, certamente, WhatsApp 3406709659. Dove stiamo? A proposito della trasmissione di Giulio Cainarca appena andata in onda, con ospite anche il nostro Vincent, su ciò che è avvenuto proprio al corvetto e non solo. Una considerazione sul programma appena sentito, il moderatore Cainarca, ma le famiglie di quei ragazzi di seconda e terza generazione che creano il caos e disordini nei quartieri della Milano pessima del sindaco Sala nulla facente,
perché non educano i loro figli e danno una mano ai volontari del corvetto? Perché il papà di Rami non ha informato il figlio che a un blocco e all'alt della paletta dei carabinieri e dei poliziotti doveva fermarsi e non proseguire con l'altro compagno senza patente e con una moto non sua? Vogliamo dire che anche quelle famiglie hanno la responsabilità di quello che stanno facendo queste bande di adolescenti nati qui, ma che continuano a non sentirsi parte di queste comunità e quartieri delle città in cui vivono e creano molti problemi di sicurezza ai residenti, specialmente alle donne, alle bambine cristiane, perché le loro mamme e sorelle di fede musulmane vengono tenute come delle prigioniere in casa e i loro padri sono dei padri padrone. Ancora WhatsApp, attenzione per integrazione a Milano, attenzione, capiamo che loro non vogliono essere integrati con noi, perché ora sono in tanti e preferiscono integrarsi con le loro bande, basta colpevolizzarci sempre. Come mi dovrei colpevolizzare per gli annegati che preferiscono fare i clandestini pagando banditi invece di pagare 100 euro per un traghetto o aereo o altro da colpevolizzarmi nella vita? Chiaro che umanamente dispiace per queste persone, però anche lì ci sono altri modi di arrivare. Per il loro bene, diciamo che questi cantanti meglio che imparino a fare idraulici o elettristi, con sincerità. Vero Maurizio? Ma è quello che dico io, è la nostra Sharon Cimino che ha un lavoro serio e bello tosto, svegliarsi alle 4 del mattino per fare i mercati, e salutiamo tutti i mercatari che ci seguono da tutta Italia, e parallelamente fa la presentatrice, ha partecipato anche a Miss Padania, penso un po'. Bravi Sammy, per la polizia, per fermare i facinorosi esiste anche un fucile che lancia una rete contenitiva che li blocca a terra. Diffondiamo e parlatene. Interessante. Ancora messaggi. Ciao Sammy, un ultimo saluto al grande Leo. Che la terra ti sia lieve. Ne stanno arrivando veramente tanti di saluti e di ringraziamenti per il nostro Leo Siegel, storico, politico della Lega, storico speaker di Radio Padania, allenatore della nazionale padana, che purtroppo ci ha lasciato l'altro giorno dopo una lunga malattia e dopo non avere mai mollato, perché fino all'altro anno conduceva la sua trasmissione per telefono senza venire qua nei nostri studi, ma è sempre rimasto con noi. E adesso, caro Leo, la tua battaglia la portiamo avanti ancora, tutti noi, anche in tuo nome. È troppo tardi per tutto, ormai la situazione è fuori controllo, criminalità dilagante in modo esponenziale, come qui a Brescia. Sono sconcertato, caro Gian. Non dobbiamo arrenderci, non dovete arrendervi voi, certo, pubblicizzando la nostra radio su canale 252, sulla Radio DAB, sul sito radiolibertà.net, fate scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul telefonino di vostri parenti, conoscenti, amici, perché siamo gli unici che dicono queste cose, siamo gli unici, altrimenti finite per ascoltare Radio Popolare, per cui va tutto bene, o il Sole 24 Ore che parlano soltanto di finanza, oppure senti Cruciani e Parenzo che dicono parolacce, punto. Tipo, come ti senti amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te, magari il mercoledì. Ciao Dario, non ho capito cosa volevi dire, se è una proposta io sono a posto, sono pieno, grazie. Mandi Sammy, ma Re Mattarella ha aspettato 25 anni per parlare bene di Craxi? Poteva aspettarne altri 25, ci scrive Gino. La Meloni è alleata di Zelensky, molto male. Intanto vediamo cosa fa con Trump quest'oggi. Siamo un po' tutti curiosi di questa cosa, anche perché è l'unica tra i governanti europei a essere negli Stati Uniti. Che facciamo? Ce ne andiamo? Sì, sto per andarmene. Prima un'occhiata chiaramente alle ultime agenzie, quindi la paura per qualche minuto per Sinner, il malore, lo stop di 11 minuti, i tremori. Sinner, qualcosa c'è, sto combattendo. Perde un set da rune, si riprende
e ai quarti. Questa è l'apertura del sito del Corriere e naturalmente anche su Repubblica la stessa cosa. Sinner dopo il malore dice: ho avuto le vertigini. Parallelamente il sito di Repubblica apre però con gli ascolti TV. Indovinate chi ha fatto record negli ascolti TV ieri sera? Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, non ve lo dico, non ve lo... Fazio da record con il Papa e Cecilia Sala arriva al 12,1%. Ti immagini se c'era anche Fedez o quell'alter che farà la sua canzone Cuore e Amore a Sanremo e che invece ne diceva di tutti i colori verso le ragazze? Va bene, me ne vado. Certo, do solo un'occhiata all'Ansa, anche l'Ansa, che ansia, che tempo che fa da record con il Papa e Cecilia Sala al 12%. La sfida di prima serata vinta da Mina Settembre su Rai 1 al 24%. Bene, ci fa piacere. Se Trump manda via i migranti è una disgrazia, ha detto il Papa. Sì, per noi, perché arrivano tutti da noi. E poi basta. Grazie per il gentile ascolto. Sammy Varine, come al solito, ritorna già questa sera, dalle 20 alle 21, c'è la replica del meglio o del peggio della rassegna stampa, ma naturalmente domani mattina non posso, come potrei, mi vengono a cercare a casa, non posso mancare alla conduzione della rassegna stampa domattina dalle 7.30 alle 9.30 e non può mancare neanche Francesco e regia, ti veniamo a cercare a casa anche a te. A domani, grazie.